che non si senta il vento perché sto sull'oceano e devo farlo per forza live perché se io registro e poi cerco di metterlo che non ho wifi e quindi niente, giusto per farvi condividere un po' di mare. Io quando c'è il mare vengo attratto dal mare. Abbiamo 2 serate qua sull'oceano. C'è già un like, non vedo persone ma vedo like. Quindi non so se riesco a leggere i vostri commenti, ma li posso leggere dopo, tanto la lasciamo breve, è una live di aggiornamento in una giornata in cui si è sentito ben poco. Buonasera, Mnie. Sei il primo che riesco a leggere. Coney Island, no Perrone, dove sto? Fire Island, l'isola del fuoco. Giancarlo, Abele, Maurizio, Viro Mare quando è bella. È freddo, è oceano, però me lo sono fatto un tuffetto giusto per le fluid flops. Ah già, stanno là, stanno più là. Ma io posso pure girare, sì, là stanno gli amici. Esatto, è molto meglio live che non quando registri, perché non si può fare niente. Signori, gli aggiornamenti vogliono che Di Marzio insiste con Lucca e se non arriva Lucca lo perdiamo Di Marzio, perché ha spinto proprio, ha lottato tantissimo. E quindi Lucca più di Nunez, anche Romano ha detto che l'idea potrebbe essere il costo di Nunez purtroppo forse è elevato, forse ci siamo lusingati la palla e ce la dobbiamo misurare invece la palla e a quel punto invece di spendere tanto su Nunez ci dicono tu vai su Lucca e poi riversi il resto dei soldi su Ndoye, il che vabbè, a me Ndoye piace, poi i prezzi mi sembrano elevati dappertutto e questo è un discorso che ci sta a farlo perché vai a dare soldi, restano soldi in Serie A, non lo so se è una cosa positiva o negativa, nel senso che dai una mano alle tue avversarie, però poi il concetto del campionato di Serie A è un poco meglio, però dipende da come li usano questi soldi, non lo so. Quindi ad oggi dobbiamo per Osimhen ancora aspettare, perché ci dicono le banche, io sta roba delle banche, boh. Oltretutto quando parliamo di ipermiliardari, di gente che ha soldi a palazzo, gli imprenditori pesanti, come sono i proprietari di squadre, ma loro secondo voi devono aspettare l'orario della banca? Si mettono in fila? Loro alzano il telefono e fanno le cose che devono fare, la banca non è chiusa, la banca può essere chiusa, quel branch, ma tu te alzi, telefoni, fai, cioè se tu vuoi fare lo fai anche di domenica, non è un problema. Però questo ci fanno sapere e quindi nell'attesa, insomma, ci hanno detto di nuovo dell'Al-Hilal, il tentativo, se la porteremo avanti per un altro po' di giorni probabilmente, io spero che risolvano al più presto. Esatto, caro Oledan, se arriva Luca come tieni raspa, poi ti tieni raspa come Jolly con Simeone in uscita. Le liste, esatto Valentina, le liste. Ci sta l'idea di raspatori come Jolly. Io sto immaginando questo dualismo raspatori-De Bruyne, nel senso che li vedo entrambi come quel giocatore da mettere sotto punta senza un ruolo ben definito. Seconda punta, insomma vicino alla porta, perché De Bruyne lo voglio vicino alla porta. Ma questo è un altro paio di maniche che affronteremo. I like, ragazzi, non ci sono i like, cioè, comunque è una live, quindi i like, non scherziamo, lasciate i like, bravi, 1, 2, 40, 50. E quindi niente, dobbiamo capire se Lucca va bene o no, dice Lukaku, un Lukaku che farà forse meno partite, un Lucca che il suo campionato l'ha fatta. Ecco Lucca, tu al fantacalcio te lo prendi, però non mi sembra quel giocatore, l'unica cosa che non mi va è che non è il giocatore che tu metti dietro a Lukaku quest'anno e poi dopo si guadagna la titolarità, almeno ad oggi, il titolare, l'attaccante titolare di una grande squadra che ambisce allo scudetto. Lucca lì mi sembra un po' poco rispetto agli altri nomi che si sono fatti o rispetto a quei obiettivi più pesanti a livello internazionale.
poi ti esplode, e là siamo tutti in attesa così. A fantacalcio te lo pigli perché sta l'Udinese ed è l'unico punto di riferimento. Vediamo, offerta dell'Atalanta più 25 per Lookman. Guarda, questa cosa tra Raspadori e Lookman se ne parla da un sacco di tempo. Non lo so, forse aveva senso quando c'era Gasperini. Io non lo so se Juric cambia tutto rispetto all'Atalanta, cioè non ho capito che tipo di formazione vuole impostare. Poi si sono venduti i Retei, quindi io penso che lì i prezzi saliranno per i vari Ederson, Lookman, saranno più alti possibili. E non credo che il Napoli si voglia andare a prendere un altro nigeriano che poi ti parte insieme ad Anghissà, nonostante non è che sia problematico come lo è stato Osimhen, però è una gatta da pelare, io non credo. Poi un po' più là con l'età rispetto ai vari Nusa che là fa il colpo. Non lo so, io credo che Ndoye sia più indicato se vuoi fare quelle due coppie, cioè Ndoye, Lang e Politano Neres. Secondo me è ben assortita come caratteristiche, quello mi convince, e poi Jolly che devi mettere sotto la punta. 50 milioni di Lookman a me sembra assai. Nusa, infatti, Carlo, per me è il non plus ultra, che è giovanissimo, abbiamo studiato che fa anche un po' di fase difensiva, quindi sotto quel punto di vista sarebbe bello prenderne uno proprio giovane. E io ripeto, i giovani li voglio in avanti, li voglio quelli col talento. Mettere il giovanissimo in difesa, a meno che non è un predestinato, è un po' più un rischio. I giovani invece col talento vanno, corrono come i pazzi, se sono ben mentalizzati. Lo state vedendo col PSG, tutti giovanissimi, però tutti mentalizzati a fare fase difensiva, a fare pressing aggressivo, e si tolgono soddisfazioni perché si vede che si divertono proprio, stanno provando il piacere anche di aggredire l'avversario, di non lasciare spazio a nessuno. Ma è oggi? Ma è oggi la finale? Ma sta per giocare la finale? No, io non so più che giorno è, ditemi voi. Ditemi voi. Nel frattempo vedo dei messaggi. Domani. Ok Carlo, domani. Non so più che cos'è. Keane pure non è male, mi piace assai, forse è quello che mi piace di più da tutti i nomi. Dobbiamo capire domani prima Sinner e poi la finale, ok. Va bene, quindi decidiamo decidiamo se dare retta a Di Marzio con Lucca, se aspettare ancora per quanto riguarda Osimhen. In qualche modo si deve risolvere. Io non credo che si risolverà con altre squadre, perché sarebbero già uscite se c'erano altre squadre interessate. Con Galatasaray dobbiamo accettare quello che è. Veramente ci hanno detto qualsiasi cosa, Cioè 55, poi ci hanno raccontato come se fossero stati nella stanza a parlare con loro. 55 più e poi 5 rate, però senza le garanzie, poi aggiungiamo le garanzie, però aggiungiamo delle rate, poi 50, no, 40 subito, 37,5, Mamma Carmen. E non è nemmeno possibile così, lasciateli fare, lasciateci anche in silenzio per 2 giorni e portateci la soluzione finale. Comunque, il ritiro è un altro, leggevo il ritiro, è un altro delle cose interessanti, perché avevo visto un post su X da parte di Guido Olivares, ma non ho capito se è una sua ricostruzione o se sono nomi ufficiali, perché lì c'è un problema con i nomi che ha fatto lui per esempio porta Turi tra i portieri ma non porta Contini, e a me risultava diversamente rispetto a quello che ci hanno detto da Telecapri, cioè che Contini era stato rinnovato e Turi no. Quindi molti dubbi, e ce li toglieremo quando usciranno i convocati per Castelvolturno, che poi devono partire per Di Maro. In questo momento potrebbe anche esserci, ho fatto un pensiero strano, potrebbe anche esserci che il Napoli vuole convocare Osimhen, che non si presenta così, il Napoli c'ha il cavillo per retroattivamente togliergli lo stipendio anche di luglio. Boom, messa così, cioè andare proprio allo scontro totale perché ci hai rotto i coglioni, e io me lo immagino da parte perché io penso che della mente si sia esausto per tutta questa situazione, chi lo sa, intanto deve essere convocato, è lui che deve dire di no.
non può essere il Napoli a non convocarlo, perché sotto contratto lo devi fare, poi sul campo si vede. Mi blocco e lo so, Annabella, abbiate pazienza, purtroppo il cellulare si sta per scaricare, quindi non avrei fatto in tempo neanche a registrare e poi uploadare. Ciao Nicola, amici miei, lasciate i like. Sono d'accordo Filippo, io sono per accettare qualsiasi tipo di offerta. Se oggi te ne danno 30, accetta 30 e poi si vede, ti entrano liquidità subito e poi si vede. Nel frattempo non è un segno di debolezza perché hai mantenuto il punto. Poi sta a loro mantenere la parola. Io sono così, sono convinto di questa cosa qua e non mi dà piacere, molti si stanno... Ah, che grande presidente, non te lo frega. Non è che stiamo mantenendo il punto per tenerci un giocatore che gioca con noi, stiamo mantenendo il punto per un giocatore che comunque non gioca con noi. Quindi mi sembra più una cosa che non ti dà un vantaggio, ti dà solamente la voglia di esaltarti da solo. A me non mi esalta questa situazione, io me ne voglio liberare. E me ne voglio liberare alla migliore condizione possibile, questo sicuramente. Però non ci sono grandi altre squadre al di là del Galatasaray e della Lila che Osimhen non vuole accettare. Quindi buonasera a tutti. Passo al volo, saluto e dico accetta subito. Grazie amico mio. Un abbraccio a tutti da Fire Island. Valerio Fluido è tutto. Ho giocato a bocce, ho perso un po' la mano. Ho tentato di spedire Osimhen sul boccino, che il boccino è il Galatasaray, io lanciavo Osimhen. Buonasera Alberto, vi abbraccio, vi prometto appena torno, insomma, una live fatta bene da casa, senza lag, perché devo ritornare alle buone abitudini. Lo so che su Transfermarkt è svincolato, però prima di tutto non avrebbe senso, stiamo parlando di Contini, non avrebbe senso perché è un portiere del tuo vivaio e quindi non ti occupa un posto. Se ti levi pure Contini devi prendere 2 portieri o ritorni con Turi che è del tuo vivaio, però è quello giovanissimo, un macello con la lista. Ci sono vari video dove vi potete divertire. Basta, troppo lunga. Vi abbraccio e vi bacio. Non lo so se mi vado a fare un altro bagno perché non c'è più il green screen, ma questo è il green screen, non è niente vero, è tutto falso. Alla grande. Grazie Fernando. Un abbraccio a tutti da Fire Island. No, Island, perché non si dice Iceland, quella è l'Islanda. A presto. Poi vabbè Nicole, mo ti dico tutto nel gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Chi si vuole abbonare, ricordate che poi può fare pure il Fantascars. Guardate che è divertente il Fantascars, noi ci divertiamo moltissimo e poi